Già nel mese di giugno, quando si chiude un anno scolastico, si è tutto in regola per quanto riguarda i libri della prossima stagione, dell'anno scolastico successivo. È una circolare ministeriale, tra l'altro, che impone determinate regole che sono regole ferree. Eppure ad Agrigento e provincia negli ultimi anni salta sempre fuori qualcosa che non quadra, salta sempre qualche libro nuovo, qualche testo nuovo che mette in difficoltà le famiglie e naturalmente anche le rivendite. Venerdì scorso il Liceo Scientifico Leonardo esce sul proprio sito con una lista di libri un'errata corregge, una lista che è in continuo aggiornamento, tant'è che ieri sono state aggiunte altre 3 righe di libri che non devono essere acquistati, che devono essere sostituiti. Questo comporta dei grossi problemi per i librai, perché il cliente ritorna in libreria portando il libro Che non è più adottato. Il libro che è regolarmente inserito nella lista delle adozioni dell'AIE e poi oggi scopriamo che non è più adottato. Questo che succede? Noi librai ci troviamo sforniti del nuovo testo. Molto spesso succede che un errore che è stato fatto su una lista ce ne rendiamo conto perché è una prosecuzione, è in seconda e in terza. Se un errore si va a verificare nelle prime classi è del tutto incontrollabile e non riusciamo a rendercene conto se non quando ci viene detto. Siamo con il vicepresidente del Leonardo di Agrigento, Piero Mangione, che per fare anche un po' di chiarezza attorno a questi libri di testo che ha scatenato un po' le ire delle varie librerie. Forse magari non si legge tra i vari elenchi, cioè qualcuno non legge che ci sono i vari indirizzi: scienze applicate, opzione scienze applicate, liceo scientifico tradizionale e quello linguistico. E ci sono anche i codici, perché ai codici corrispondono i libri. E tra le altre cose, quello che ho sentito è la disfunzione o le contraddizioni emergono soprattutto per quanto riguarda le prime. Le prime bisogna andare a vedere precisamente i vari codici, prima di tutto, e nel come secondo punto dobbiamo andare a vedere, o debbono andare a vedere, tutti i vari indirizzi, tipo scienze applicate ha un indirizzo e ha un codice, linguistico ha un codice e un indirizzo ben preciso, e così via di seguito. Laddove ci sono delle difformità o come posso dire, delle incongruenze, ecco, basta venire qua o basta telefonare. Noi già l'abbiamo dato a qualche libreria, le varie soluzioni l'abbiamo dato. Magari c'era questa dicitura che non riuscivano a capire, gliel'abbiamo spiegato, oppure c'era magari un codice che era sbagliato, ma i libri nelle prime classi sono tutti uguali. Tra le altre cose, l'indirizzo scienze applicate e quello scientifico sono uguali. Per cui dico, se ci sono delle incongruenze basta parlare, siamo qua, noi siamo stati sempre a disposizione, saremo a disposizione, non ci sono problemi.